Hanno riaperto stamani alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative nei 71 comuni siciliani interessati al voto, in 54 dei quali sindaci e consiglieri saranno eletti con il sistema maggioritario, negli altri 17, nei centri con più di 15.000 abitanti si voterà con il proporzionale. L'elettore potrà esprimere una o due preferenze per il Consiglio comunale, se le preferenze sono due devono riguardare candidati di generi diversi, altrimenti la seconda viene annullata. Si voterà fino alle ore 15 e subito dopo il via allo spoglio. Ad Agrigento alle ore 23 di domenica hanno votato 23.586 sui 51.266 aventi diritto. L'affluenza è stata del 46,01 con una differenza negativa meno 0,5% rispetto alle scorse votazioni. A Camastra sono andate seggi 1.114 su 2.727 aventi diritto, pari al 45,85, netto calo del 4,30% dei partecipanti al voto. A Cammarata, su 5.347 aventi diritto, sono andati al voto in 3.256, pari al 60,89%, con un aumento del 2,55% di elettori attivi. A Casteltermini hanno votato 4.068 persone su 12.201, l'affluenza è stata del 33,34%, con un aumento di votanti pari allo 0,19%. A Raffadali hanno votato 5.614 raffadalesi sui 13.744 aventi diritto, pari al 45,40%, votanti in calo del 4,52%. A Ribera hanno espresso la preferenza 9.258 riberesi sui 19.924 elettori, ossia il 46,46%, con un più 1,62 rispetto alla volta scorsa. A Sambuca di Sicilia sono andati a votare 3.044 cittadini sui 5.532 aventi diritto, pari al 55,02, meno 0,49% dei votanti. A Siculiana alle urne si sono recati 2.309 siculianesi sui 6.130 aventi diritto, pari al 37,66%, con una percentuale negativa del 4,31% paragonati alle elezioni precedenti. A Villafranca Siclo hanno votato 790 persone, dei 1.391 aventi diritto, pari al 56,79%, il dato con la più scarsa partecipazione alle urne in provincia, raffrontato alle precedenti, è di meno 12,19%. Ricordiamo che il dato ultimo ufficiale fornito dalla Regione Siciliana è alle ore 23 di ieri sera. L'ulteriore aggiornamento sarà fornito alla chiusura dei seggi, che avverrà alle ore 15. Intanto, nella mattinata di ieri, i 4 candidati a sindaco di Agrigento, Dino Alonge, Giuseppe Di Rosa, Luigi Gentile e Michele Sodano, hanno votato. Alonge, Gentile e Sodano all'Istituto Anna Franca al Quadrivio Spinasanta, Di Rosa invece al Plesso Castagnolo al campo sportivo. Si sono registrati parecchi disagi in alcuni seggi elettorali per via dei cambi di sezione che erano già stati fatti in occasione dello scorso referendum. Numerosi sono stati gli elettori agrigentini che hanno raggiunto l'ufficio elettorale di Piazza Gallo per il rinnovo o la richiesta del duplicato della tessera elettorale.